Open Mind parla di sport. E perché è innovativo? Perché facendo una ricerca su Google, se la fate, se digitate psicologia dello sport, viene fuori un sacco di roba relativa all'agonismo, alla ricerca della performance migliore, molto meno rispetto alle potenzialità educative dello sport, a partire dai settori giovanili quindi. È anche vero che riuscire nello sport, e non vuol dire necessariamente vincere, riuscire, significa alimentare un'immagine di sé solida, vera, funzionale. E i ragazzi di oggi saranno poi gli adulti di domani, saranno lavoratori, saranno, perché no, dei manager. Essenzialmente non scendo nei dettagli di come è costituito il progetto, che è indirizzato sia ai ragazzi che alle figure di riferimento adulte, i genitori e gli allenatori, ma le motivazioni che mi hanno spinto a crearlo sono le relazioni, cioè lo sport è un contesto in cui costruire relazioni. A me, gli allenatori, piace chiamarli educatori sportivi, nel senso che devono avere competenze tecniche ma anche psicologiche, e su questo noi siamo gli esperti. Il secondo fattore è la protezione, cioè lo sport è anche un fattore protettivo nei confronti soprattutto degli adolescenti rispetto al disagio, alla devianza, e quindi l'aspetto di protezione più che anche prevenzione mi viene da considerare come un aspetto centrale. E infine un'ultima motivazione che mi ha spinto a stendere questo progetto è un'esperienza invece personale, nel senso che io ho fatto l'istruttore di nuoto per molti anni, ho giocato a calcio, e ricordo che l'anno scorso giocavo su questa squadra della Bassa Padovana e avevo mollato a un certo punto, proprio inverno, pioggia, neve. Io andavo solo a allenarmi, non andavo a giocare. E questo ragazzo a un certo punto mi manda un messaggio su WhatsApp, un messaggio vocale, mi dice: Tony, vieni a allenarti stasera. E sto qua io lo conoscevo veramente poco, cioè era uno, sì, lo conoscevo ma non esattamente uno stinco di santo, E ho detto wow, oh, sono anch'io nella squadra. E niente, io adesso sto ragazzo mi commuovo un po' anche perché lui non c'è più. E però ripensandoci mi viene da pensare proprio anche a tutti quei ragazzi che come lui magari avranno le loro difficoltà, avranno le caratteristiche di Luca, ma chi non le ha determinate caratteristiche. Eppure lui è riuscito a creare relazione in un contesto di squadra e di dirigenza e di allenatore protettivo, se volete, ma comunque lui ha dato quello che aveva da dare. Quindi di fatto ci tenevo a ricordare anche questa esperienza. E per concludere, sì, queste tre cose che ho detto: relazioni, protezione e poi questa cosa, insomma, per tutti i ragazzi che sono come il mio amico Luca.